Sale ancora il numero di migranti destinati al Veneto, che arriva a toccare quota 11.587 rispetto agli 11.301 attualmente accolti sul territorio regionale, e cresce anche il numero di quelli destinati al Vicentino, chiamato a ricevere altri 57 richiedenti asilo. Numeri in costante crescita e quote continuamente aggiornate, una situazione che ha spinto il presidente Zaia a scrivere al prefetto di Venezia per mettere nero su bianco che il Veneto dice no all'assegnazione di nuovi migranti. Abbiamo già avuto 26.000 presenze sui nostri territori, più di 11.000 attualmente immigrati ospitati, e la tragedia è che sappiamo che 2 su 3 non sono profughi. E Zaia ribadisce che l'unica vera soluzione è quella di realizzare campi di prima accoglienza direttamente in Africa. Ogni anno arrivano circa 200.000 migranti in Italia. C'è da dire che sembra che ci sia qualche segnale, sembra che ci sia qualche diplomatico incaricato dal governo a sondare i paesi del Nord Africa per poter partire con questi centri di prima accoglienza, che peraltro coinvolgerebbero anche la comunità internazionale, che oggi si lava le mani della partita.